Speriamo che non succeda più quello che io ho passato e sofferto in circa 8 mesi a Dachau. Questo è l'augurio al mondo di Enrico Vanzini. Parole ferme che scivolano commosse sul foglio bianco ma che risuonano struggenti, come il ricordo che porta sulle spalle. Enrico, 99 anni, classe 1992, è l'ultimo Sonderkommando italiano, ma soprattutto uno dei pochi sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti ancora in vita. Pensieri erano tanti, vero, ma tante volte non bisognava pensare troppo, perché dopo nella testa c'era un cumulo di cose che non sapevi più come fare. Entrato a Dachau nel 1944, campo di sterminio tedesco dove persero la vita 41.500 persone e dove Enrico, come tutti gli altri prigionieri, perse anche il suo nome. Mi portano fuori, mi hanno dato il numero 123.343. Questo è un numero che porterà sempre nella sua memoria, insieme ad altri drammatici ricordi. C'erano magari 20, 30, 50 morti che erano già magari 5-6 giorni che erano là, non tutti ce la facevano e quelli che non ce la facevano più li vedevano che sì, andavano giù, andavano là e dicevano vieni fin là no, che ti do un altro lavoro, invece cosa facevano? Gli sparavano alla testa perché non erano più capaci di far nulla. 8 mesi passati nel campo del terrore, con l'unico pensiero di sopravvivere alla morte, nulla di più. E quando Enrico Vanzini è tornato a casa, ad attenderlo alla stazione di Gallarate la sua famiglia, che ormai non lo vedeva da 4 anni, e davanti ai loro occhi un uomo di 29 kg. E vedo che mia mamma non si muoveva. Ho detto, mamma, vieni, vedi, il Dio mi ha dato la gioia, ho sempre detto, Signore, dammi la gioia di vedervi e me l'ha data. Quindi no, vedi, no, mi ha fatto questa grazia. No, e allora lei mi guarda e mi dice, ma tu non sei mica mio figlio? Mamma mia, io ho sentito una cosa dentro di me, l'ho cominciato a premere, ho detto, ma mia mamma non mi conosce? Allora ho cominciato a piangere.